Amici di Sportisiri, buon pomeriggio da Francesco Cammuca qui collegato dal velodromo Paolo Borsellino di Palermo per commentare la partita tra Athletic Club Palermo e Ciaculli, valida per la 18ª giornata del campionato giovanissimi regionali under 14, girone B, 18° turno, quintultima giornata per queste due formazioni che vogliono chiudere nel migliore dei modi la stagione, come potete anche percepire sia dai colori che magari anche dai suoni che vi arrivano dall'impianto palermitano. Piove a dirotto sul capoluogo, quindi condizioni magari non perfette per giocare. Vedremo naturalmente in questi 70 minuti più recupero come andranno le cose. Intanto vado con la lettura delle formazioni, partendo da quella dell'Athletic Club Palermo che gioca in tenuta bianca agli ordini di mister Giovanni Sanfilippo. In porta c'è Consolo, poi col numero 2 Mercadante, col numero 3 Falsetti, numero 4 Mereu, numero 5 il capitan Miliccia, numero 6 Bertucci, numero 7 Somauro, numero 8 De Simone, numero 9 Bellavia, numero 10 Parlavecchio, numero 11 Caminita. Dall'altra parte risponde il Ciaculli di mister Inzerillo che schiera tra i pali Calvario, poi col numero 77 Marchese, numero 7 Caccamo, numero 19 Francavilla, numero 4 Gianbruno, numero 5 Ingrassia, numero 8 Licandri, numero 11 Meli, numero 6 Schiavo, numero 48 Dalia. Tanto foto di rito in casa Ciaculli, mentre dall'altra parte a breve vi mostreremo anche il cerchio che sta facendo l'Athletic con mister Sanfilippo lì. Cerchio anche dall'altra parte e poi si può cominciare. Ciaculli con la classica tenuta maglia e calzettoni rossi, calzoncini neri, i classici colori sociali della società palermitana. Primo giro al pallone che verrà dato dall'Athletic Club Palermo, che attacca da destra a sinistra per la vostra visuale. Teniamo soltanto il fischio del direttore di gara. Tra l'altro si affrontano due squadre in cerca di un posto per i playoff. Ciaculli attualmente 32 punti al quinto posto, proprio a chiudere la zona playoff. 29 sono quelli dell'Athletic, che dunque cerca la vittoria e l'aggancio, mentre i Ciaculli cercano a loro volta di vincere per staccare i rivali cittadini. Piove a dirotto sul velodromo Paolo Borsellino, tutto pronto per l'inizio della partita. Si attende solo il fischio del direttore di gara, che attende a sua volta l'arrivo del tesserato dei Ciaculli, che deve raggiungere la sua zona di competenza. Si comincia con quelli che possiamo definire canonici 5 minutini di ritardo e si parte. Mettetevi comodi, inizia Athletic Club Palermo Ciaculli col primo giro al pallone dato dalla squadra di Sanfilippo. A cercare subito Somauro, che va a lottare insieme a Mercadante. Ancora Somauro, ma la palla è uscita, anzi no, non è uscita, c'è un calcio di punizione in favore dell'Athletic Club Palermo. Meteo decisamente non primaverile, pioggia che è iniziata a cadere in maniera abbastanza importante dall'ora di pranzo, praticamente dal post pranzo qui sul capoluogo. Intanto occhio a questo calcio di punizione, porta solo 3 uomini in aria l'Athletic. Ciaculli che difende con a sua volta 4 uomini. Si attende solo il fischio del direttore di gara, che arriva in questo istante. La battuta sul secondo palo, Somauro, subito la parata bellissima da parte di Calvario, poi non è riuscito il tap-in vincente, ma subito occasione dopo 55 secondi per l'Athletic, con il colpo di testa di Somauro ben appostato sul secondo palo. Se ho visto bene, Caminita non è riuscito nella correzione a rete, ma comunque da posizione abbastanza proibitiva. Tanto Athletic che va subito a recuperare il pallone cercando Parlavecchio, c'è però il recupero da parte dei Ciaculli. Poi qui attenzione al liscio che innesca
l'avanzata da parte di Meli sul fondo, a sua volta liscia il pallone, Falsetti in qualche modo copre, ma ancora Meli, nuovamente fermato da Falsetti, torna sul pallone numero 11, poi la palla messa in mezzo da Dalia e c'è l'intervento in fallo laterale da parte di Caminita, dunque rimessa in zona d'attacco per i Ciaculli, battuta da Francavilla, la palla che arriva in mezzo, allontanata dalla difesa in maglia bianca e Somauro che prova ad autolanciarsi, la palla arriva in qualche modo a Mercadante con il lancio a cercare Somauro, palla troppo lunga, c'è l'uscita da parte di Calvario, inizialmente scortato da Gianbruno, poi Gianbruno ha desistito dalla copertura sul suo portiere e c'è stato l'impatto proprio tra Antonino Calvario e Adamo Somauro, tale che si ripartirà con un calcio di punizione in favore dei Ciaculli, da valutare naturalmente le condizioni dell'estremo difensore, maglia numero 99 della squadra ospite, che si sta rialzando, quindi tutto ok, almeno così sembra per lui. E calcio di punizione battuto dai Ciaculli, ricordo si gioca sulla distanza dei 70 minuti, sarà una settimana particolarmente fitta per Sportisili TV, al fianco delle formazioni giovanili dell'Athletic. Qui intanto l'uscita alta di Calvario che dunque dimostra di stare bene. A breve parleremo proprio della settimana lunga che ci attende, mentre Marchese cerca di gestire la palla per i Ciaculli, l'intervento ai suoi danni doppio, poi ancora Marchese a insistere e a prendersi il pallone, Licandri verticale a cercare ancora Marchese, scatta in anticipo Miliccia, copre l'uscita del suo portiere Consolo. Dicevo, già ieri abbiamo avuto modo di assistere alla gara degli Under 16 della ETF, mentre qui intanto attenzione alla giocata di Bellavia, a cercare ancora Somauro, molto coinvolto il numero 7 che va a puntare il suo diretto marcatore, si tratta di Ingrassia, va sul fondo, Ingrassia lo ferma e allora primo calcio d'angolo della partita per l'Athletic. C'è l'angolo in favore della squadra di mister Sanfilippo che già dà indicazioni ai suoi da bordo campo. Pallone messo in mezzo al primo palo, colpo di testa a mettere fuori da parte di Francavilla, poi altro cross, l'uscita in due tempi da parte di Calvario che prova subito a rimettere in gioco, non lo fa benissimo ma arriva comunque l'intervento da parte del numero 10 Mondello, che inizialmente non era dato in formazione, sta giocando lui. Qui intanto Bertucci al duello con Marchese, l'arbitro fischia calcio di punizione a favore del numero 6 in maglia bianca. La battuta di Bertucci per Consolo, per la gestione sempre dalle retrovie con Miliccia per l'Athletic, rischia qualcosa il contrasto con Di Caccamo che mette la palla in fallo laterale. Indicazioni da una parte di Sanfilippo, dall'altra di Inzerillo ai propri giocatori. Somauro, ancora Somauro che avanza, l'intervento da parte di Ingrassia che è anche il capitano dei Ciaculli, rimessa presente sulla linea mediana del campo per l'Athletic, a cercare ancora Somauro che prova a fare da sponda, c'è la chiusura ma prima c'è stato il fallo ai danni del numero 7 dell'Athletic. Allora punizione per i padroni di casa, appare anche un pallido sole adesso sul velodromo, per il momento non piove, all'orizzonte però non si vedono presagi troppo positivi. Intanto attenzione alla palla, battuta a sorpresa questa punizione
non c'è stato il tocco in chiusura da parte di Gianbruno. E allora rinvio dal fondo per i Ciaculli. Partita che si sta assestando sui binari dell'equilibrio qui al velodromo, mentre c'è l'uscita ottima da parte di Miliccia, che però non riesce a colpire bene di testa. Ci riprova di piede, il controllo da parte di Bellavia che arma Somauro, fermato dall'intervento di Ingrassia, poi l'uscita coraggiosa da parte di Calvario che chiama palla al suo compagno. Vuole la palla lui tra i piedi, anzi tra le mani in questo caso. Gianbruno, rilancio verticale a cercare la corsa di Mondello, inseguito il numero 10, riesce a sgusciare dalla marcatura di Mereu, poi ancora sterzata di Mondello che cerca la giocata individuale, viene fermato dal rientro proprio di Mereu. Ancora Mondello però, servito da Meli, parte il suo cross, allontanato da Bertucci. Mereu, c'è l'avanzata tentata senza successo da Parlavecchio, poi palla che finisce in fallo laterale, e rimessa che sarà per l'Athletic sulla sinistra con Falsetti. Intanto sistema scarpa destra Mercadante dall'altra parte. Allora si gioca dopo il fischio dell'arbitro, colpo di testa all'indietro da parte di Meli, poi allontanata la sfera in qualche modo da Schiavo. Caminità taglia il campo in orizzontale, poi cerca Somauro che se la sistema con la testa. Ancora Somauro fermato dall'intervento di Gianbruno, si accontenta del fallo laterale, l'esterno d'attacco di destra dell'Athletic Club Palermo che riparte da un fallo laterale con Mercadante che va ancora da Somauro. Si torna poi all'indietro con questa giocata ancora sulla destra, il tackle e il calcio di punizione in favore dell'Athletic, praticamente quasi all'intersezione tra la linea dell'area di rigore e la linea di fondo, mentre rimane a terra un giocatore dei Ciaculli dopo lo scontro con De Simone. E dunque punizione, praticamente una specie di corner corto, come si usa dire. Tanto traffico, soprattutto nell'area piccola, con 4 giocatori addirittura dell'Athletic ad attaccare gli ultimi metri. Si attende solo il fischio dell'arbitro. L'arbitro che vuole, pretende le braccia aperte, poi fischia la battuta proprio sul primo palo. Ancora l'intervento di Calvario, forse la palla non è neanche stata toccata. Somauro prova a girarla, poi in qualche modo arriva dalle parti di Caminita, blocca Calvario, fin qui grande protagonista di questi primi 10 minuti di gioco. 2 parate importanti. Attenzione però al tentativo di ripartenza da parte dei Ciaculli, subito arrestato dall'intervento di Caminita che prova a girarsi in mezzo a 3, viene forse premiato oltre i suoi reali meriti dal fischio del direttore di gara che concede calcio di punizione agli uomini in tenuta bianca. Falsetti, ma l'arbitro deve fischiare. Allora palla di nuovo a Bertucci. Palla fiondata verso l'area dei Ciaculli, troppo lunga per tutti. Allora può arrivare Calvario. Qui il controllo tentato da Marchese, fermato. E allora l'avanzata da parte di Bellavia, fermato anche lui, palla che esce in fallo laterale, sarà rimessa per l'Athletic praticamente sulla linea di metà campo con Mercadante. Somauro subito preso da Ingrassia, poi Meli. Mondello cerca di ripartire, resiste alla carica di Mereu, poi fermato da Bertucci. De Simone fermato, si lotta in mezzo al campo anche con Licandri, colpo di testa di Mondello, poi Miliccia di testa
dalle parti di Mercatante che lancia lungo, però a premiare la corsa di Somauro che la velocità ce l'ha, poi prova anche dopo il rimpallo vinto, tiene la palla in campo, ancora Somauro col dribbling sulla linea di fondo, Bellavia propone questo campanile che esce oltre la linea di fondo campo, ripartirà da un rinvio Calvario. E subito parte la squadra dei Ciaculli, verticalizza su Marchese che prova a liberarsi, ancora Marchese, palla sporcata da Bertucci, ma ancora Ciaculli in possesso con la giocata di Caccamo, scarico indietro, poi palla che arriva al limite dell'area, però ad arrivare Mondello non ce la fa, altro servizio in avanti intercettato da Parlavecchio che prova a sua volta ad innescare la transizione dell'Athletic, Caminita fermato però, De Simone cerca con l'esterno di fare viaggiare Parlavecchio, ma una palla imprecisa, anzi era Caminita, poi Caminita ritrova proprio lui il pallone dopo l'intervento da parte di Falsetti, eccolo qua Falsetti, Falsetti resiste alla carica, poi l'arbitro fischia contro Meli. La battuta della punizione, ma ancora una volta il direttore di gara chiede di attendere il suo fischio prima della ripresa del gioco che arriva adesso, sempre con Bertucci in possesso della palla, lancio lungo, cercare Bellavia, scavalcato dalla sfera, poi controllo da parte di Gianbruno che avanza e lancia, occhio allo scatto da parte di Caccamo, ma legge bene in anticipo la situazione Consolò. Bertucci, lungolinea, palla intercettata per ancora Bertucci, arriva sul pallone, prova a spazzarlo in qualche modo, attenzione all'inserimento di Caccamo che anticipa gli avversari, Caccamo affrontato in maniera regolare da Mercadante, cercato Somauro, contrasto vinto però da Ingrassia, poi altra palla in avanti, Milic anticipa, poi prova a subentrare nell'azione Caminita, tutto regolare secondo il direttore di gara, allora attenzione alla spinta sulla destra da parte di Francavilla, fermato, Caminita riesce a liberarsi bene, Caminita sbaglia poi il passaggio, Marchese con la sponda su Mondello, poi subentra nell'azione anche Licandri al limite, inseguito da Falsetti, va a calciare col sinistro, la palla esce, la lascia scorrere Consolo senza troppi timori. E Bertucci che riceve qui con questo passaggio rischioso per Miliccia, avanza Miliccia, verticale, Bellavia arriva in qualche modo, allora attenzione perché può innescare la ripartenza dell'Athletic, Bellavia indica a Somauro la direzione da prendere, poi però viene fermato dall'ottimo intervento in scivolata di Gianbruno, insiste De Simone, palla in area, bravo qui a farla scorrere Schiavo per agevolare l'uscita di Calvario. Trascorso il primo quarto d'ora, già da qualche secondo, è sempre 0-0 qui al velodromo, attenzione però a Somauro che avanza, Somauro destro dal limite, palla fuori, se l'è preparata bene questa volta Somauro, altra occasione per l'Athletic, sono già 3 nei primi ormai 16 minuti di gioco. È tutto pronto per il rinvio da parte di Calvario. Rilancio effettuato da Gianbruno, la palla rimbalza alle parti di Bertucci, colpisce di testa ma non in maniera definitiva perché c'è l'avanzata di Marchese fermato dall'intervento di Falsetti.
Fallo laterale in zona d'attacco per i Ciaculli. Rimessa di Francavilla, allontanata, poi Bellavia, cerca la sponda, non è precisa, prova senza successo Caminita a prendersi la palla. Allora, altro fallo laterale in zona offensiva, quando siamo praticamente a metà del primo tempo per il Ciaculli. Di nuovo con Francavilla. Palla verso l'area di rigore, Mondello, intercettato il suo passaggio, poi ancora Mondello, prova ad andare sul fondo, lo ferma per un attimo Falsetti, poi la palla forse era uscita, si continua a giocare sul cross di Meli, allontanato, allora attenzione a Somauro che può sprigionare la sua velocità, Somauro brucia Gianbruno, si presenta dentro l'area di rigore, Somauro sull'uscita di Calvario, che è bravissimo ad intervenire con i piedi fuori dall'area. Intervento con l'unica parte del corpo con cui poteva intervenire Calvario, che è apparso un po' titubante sull'uscita, ha fatto il classico movimento esco non esco, alla fine è rimasto a metà strada, Somauro non è riuscito a batterlo e questa forse diventa la palla gol più ghiotta del match. Occhio all'angolo per l'Athletic, contatti in area, Somauro prova addirittura l'aggancio, poi cerca di girarsi, occhio alla palla al limite, l'intervento ai danni di Caminita, si salva la difesa del Ciaculli, ma poi torna in possesso ancora Somauro, prova ad andare sul fondo, questa volta evita l'intervento di Ingrassia, sempre Somauro, è un pericolo costante per la difesa della squadra rossonera, che poi in qualche modo interviene con Mondello, riesce anche addirittura a gestire, poi però c'è l'errore da parte di Gianbruno. De Simone, Falsetti col cross immediato a cercare Caminita, Gianbruno protegge, poi pallone calciato più lontano possibile, ma ancora colpo di testa, questa volta di Parlavecchio, Caminita prova a farla girare, non colpisce bene, palla che esce fuori, molto più atletica adesso, sono già 4 le occasioni avute dalla squadra di mister Sanfilippo. Tanto qualcosa da sistemare per Dalia, direttore di gara, che ha consentito le cure al numero 48 prima di far riprendere il gioco. Di testa Falsetti, addosso a Meli, che poi prova anche a partire in solitaria, avanza Meli contro Falsetti, resiste il numero 11, poi arriva De Simone e lì alla meglio il numero 8 che però continua a lottare e Meli lo costringe a sbagliare. Allora attenzione a Dalia, verticale, Marchese fermato dal tandem Bertucci-Falsetti, Mondello cerca di andare, lo ferma ancora De Simone, poi Bellavia in qualche modo con la sponda per Somauro che ha lo scontro duro e l'arbitro punisce col cartellino giallo il numero 7 dell'Athletic. Scontro duro, durissimo con Gianbruno e deve intervenire la panchina del Ciaculli. Ancora a terra Gianbruno, dall'altra parte c'è credo Marchese in preda ai crampi, siamo appena al 22esimo, ma qui naturalmente l'attenzione è per le condizioni di Gianbruno.
Gamba sinistra all'altezza, penso, dello stinco. Tanto ancora cure per Gianbruno, al limite dell'area dell'Athletic si rialza Marchese. Approfitto anche per andare a vedere un po' la panchina, perché non è da escludere che debba farne ricorso mister Inzerillo. In panchina c'è Chiazzese, Porretto, Schiavo e Zanca, quindi 4 uomini in panchina. Si rialza, e questa è sicuramente la cosa più importante, Gianbruno. Credo che sia quel ragazzo che vedete a terra nuovamente è Marchese, sì, Marchese, maglia numero 77. Problema anche per lui alla gamba sinistra. Tanto Somauro credo che stia andando a chiedere scusa a... Questa è una bella scena comunque, perché lo scontro è stato duro. Sicuramente Somauro non voleva far male al suo avversario. È andata alla ricerca del pallone. Pronto per rientrare Gianbruno, l'arbitro concede subito il via libera, allora si torna immediatamente 11 contro 11. Siamo stati fermi un paio di minuti, non nego che un po' di timore, no, non ce la fa intanto Marchese. Tanto forse un po' di proteste di troppo da parte, credo, di Mondello, perché il direttore di gara ha invitato alla calma il numero 10, ha chiamato a gran voce il numero 10 che è Mondello. Anche Meli prima stava protestando, anzi no, era proprio Mondello, quindi non Meli. Mentre sta accelerando il riscaldamento Chiazzese, quindi è probabile che non riesca a proseguire Marchese, che sta visibilmente ancora zoppicando. Penso che lo abbiate visto anche sullo sfondo. Parla Vecchio, Caminita, entrambi fermati da Mondello. È rimasto a terra Mondello, l'arbitro ferma il gioco. Tanto sta per uscire Marchese e sta per entrare Chiazzese. Chiazzese che zoppica vistosamente praticamente da quando c'era Gianbruno per terra dall'altra parte del campo. Gamba sinistra anche per lui, si è tolto anche la scarpa addirittura. Dunque già costretto a spendere un cambio mister Inzerillo. Pallone che credo verrà scodellato per l'Athletic. Anzi no, per il Ciaculli, che era in possesso. Subito Chiazzese coinvolto, tocco centrale per Licandri, poi ancora Chiazzese fermato da Parlavecchio. Sarà fallo laterale per il Ciaculli con la battuta di Francavilla. Mondello cerca la giocata, arriva anche Chiazzese a supporto, palla messa in mezzo, Bertucci in fallo laterale.
rimessa col colpo di testa di Parlavecchio. Poi Dalia dopo il fallo laterale, Chiazzese in mezzo, ancora palla allontanata e Bellavia che cerca di tenerla. Bellavia, non si sovrappone nessuno, allora cerca il lancio lungo, viene intercettato, arriva Parlavecchio, altro colpo di testa a mettere fuori, nuovamente l'errore, questa volta da parte di Mereu. Mondello cerca la giocata, ancora Mondello col cross sul secondo palo a cercare Di Caccamo che deve inseguire la sfera. Arriva prima di lui Mercadante che mette in fallo laterale. 7 minuti più recupero che ci sarà anche abbastanza corposo, qualche interruzione in particolare per il problema occorso a Gianbruno, anche per il cambio con l'uscita di Marchese, l'ingresso di Chiazzese. Qui l'errore, allora attenzione all'avanzata proprio di Chiazzese che va a calciare colpendo in pieno Bertucci. Poi palla in verticale di Falsetti, sbagliata per Bellavia. Dalia, fermato da De Simone, poi Gianbruno, affrontato da Bellavia che guadagna calcio di punizione. Emiliccia che batte la punizione subito per De Simone. Palla messa in mezzo, cercato Somauro, Dalia la tocca anche per controllarla, poi Somauro lo sposta, forse in maniera irregolare ma si gioca. Ancora Somauro col dribbling, palla messa in mezzo, cercato Bellavia anticipato, poi conclusione di Parlavecchio, direttamente fuori. Consolo con il rinvio, colpo di testa, poi Parlavecchio, l'intervento falloso in favore di Mondello. E calcio di punizione in favore dei Ciaculli. Sulla palla proprio Marco Mondello. Tutto indietro l'Athletic a protezione della sua area di rigore, 3 in barriera per Consolo, anche tanto traffico in area di rigore, fischia l'arbitro, la rincorsa e la battuta sopra la traversa da parte di Mondello. Allo scadere della mezz'ora, in quello che in un certo senso è il primo vero tentativo di una certa pericolosità e rilevanza. Intanto una palla messa in fallo laterale dal Ciaculli. È una rimessa che sarà per l'Athletic con Mercadante, cerca e trova Somauro. Somauro raddoppiato, non riesce la giocata, ma c'è il fischio in favore del numero 7 dell'Athletic, fallo commesso da Di Caccamo a giudizio del direttore di gara. C'è il fischio. De Simone ricevuto da Mercadante, resiste alla pressione da parte di Mondello, poi allarga a sinistra per Falsetti che raggiunge il pallone, lo serve subito a Caminita. Ancora Falsetti, pressato da Francavilla che concede solo la rimessa laterale. Bellavia non riesce nella giocata, poi bella qui la finta di Gianbruno su Somauro e poi lancio, Mondello non riesce ad agganciare, colpo di testa di Miliccia, poi Bertucci in qualche modo, anticipo poi di Mercadante su Mondello, prova a rilanciarsi l'Athletic con questa palla verticale controllata dalla difesa rossonera, poi
Mercadante al duello con Mondello che commette fallo a giudizio dell'arbitro, calcio di punizione. Si attende ancora una volta il fischio dell'arbitro. E battuta lunga di Miliccia. Bella via, gancio con la coscia, poi sponda aerea, l'intervento da parte di Capitano Ingrassia. E sfera che esce in fallo laterale, assegnato all'Athletic. Somauro. Prova a passare, ancora Somauro, converge, pallone messo fuori. Ancora Bellavia a cercare di contrastare gli avversari. Dalia fermato, ancora giocata in verticale a cercare l'avanzata di Caminita. C'è l'uscita a terra da parte di Calvario. Che rilancia. Chiazzese scavalcato dal pallone, cerca di inseguirlo al duello con Falsetti. C'è anche Mondello che recupera la sfera, arriva Bertucci su di lui, ancora Mondello, la finta del numero 10 che poi mette in mezzo con l'esterno. Chiazzese col controllo verso fuori e non verso la porta, spreca così una buona chance. Poi Somauro prova ancora il duello con Ingrassia, l'arbitro lascia giocare Bellavia, la palla rimane in campo. Poi Somauro resiste, Somauro cerca il dribbling, gli riesce, ancora Somauro, va a calciare col destro e porta in vantaggio l'Atletico proprio nel finale del primo tempo. E allora 1-0 per la squadra di mister Sanfilippo a pochi secondi dall'intervallo. E dunque praticamente allo scadere del primo tempo arriva il gol di Somauro. Se ho visto bene 5 minuti di recupero. Somauro che ha rischiato all'inizio dell'azione perché c'era stato un contrasto con Ingrassia. Ancora una volta molto energico, poi c'è il fallo. Intanto Mondello all'1 contro 1 con Bertucci che lo ferma, calcio d'angolo. L'angolo già battuto con il cross all'interno dell'area, Chiazzese prova ad arrivare, poi servizio indietro, conclusione piazzata e imprecisa da parte di Schiavo. Se ne sono andati già 1 minuto e 20 secondi. Falsetti ricomincia dal suo portiere Consolo. Miliccia si apre per ricevere, la palla è per lui. Lancio lungo, Somauro prende posizione col fisico, poi fallo commesso da Ingrassia, è giallo per il capitano del Ciaculli. L'altro ammonito è stato proprio quello il quale ha subito il fallo.
E Mercadante che lancia dall'altra parte per Falsetti, ottima idea anche perché la difesa del Ciaculli era collassata tutta da quel lato. Bellavia, pressato, riesce a tenerla, ancora Bellavia, passa in mezzo a due, poi va giù, l'arbitro fischia. Il fallo di Francavilla non particolarmente gradito dalla squadra ospite, mentre se n'è andato metà del recupero. C'è la punizione per De Simone che cerca addirittura la porta. Effetto sorpresa non riuscito per il numero 8 dell'Athletic. Ripartirà dal fondo per l'ultimo minuto e mezzo giù di lì di primo tempo. Il Ciaculli con Calvario che vorrebbe andare corto, pressa alta la squadra di casa. In ogni caso si va per la soluzione corta su Gianbruno, la palla in qualche modo arriva dall'altra parte, controllata da Miliccia, poi sbaglia Falsetti. Occhio a questa palla pericolosa, prova ad arrivare di Caccamo che viene però anticipato ancora da Miliccia. Colpo di testa Mercadante, nuovamente Miliccia, poi spazza il numero 5 sul tentativo di incursione da parte di Caccamo. Ultimo minuto del primo tempo in arrivo, con l'Athletic che è in vantaggio. Poi sbaglia tutto Mondello, allora attenzione a Somauro, vediamo se riesce a ribaltare il fronte difensivo offensivo. Palla sulla corsa di Bellavia che in qualche modo la controlla, viene raggiunto dagli avversari, ancora Bellavia praticamente sul fondo, cerca la soluzione migliore, passa per vie centrali con Meli che anticipa De Simone, poi subentra l'azione Mereu, ancora Meli a fermare e poi palla messa in fallo laterale da Ingrassia, chiude probabilmente in attacco questo primo tempo l'Athletic con una rimessa che verrà eseguita da Mercadante. L'arbitro la lascia eseguire, naturalmente mancano ancora 10 secondi prima dello scadere del 40°. Bellavia anticipato, altra palla fuori, direttore di gara che inizia a guardare il cronometro, scade adesso il quinto minuto di recupero, verrà fatta giocare la rimessa in favore della squadra di mister Sanfilippo, con Mercadante che va a cercare Bellavia, cerca la sponda, c'è l'uscita di Calvario e qui arriva il fischio che sancisce la fine del primo tempo. 1-0 Athletic contro il Ciaculli dopo il primo tempo di questa gara valida per la 18ª giornata del girone B dei giovanissimi regionali Under 14. Decide Somauro, tante occasioni per l'Athletic, concretizzata però l'ultima in ordine di tempo. Noi andiamo in break a nostra volta, come di consueto le immagini dai campi targati Sport City TV, poi torniamo per il secondo tempo qui dal velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Buon pomeriggio a tutti amici qui dal campo comunale di Santa Margherita di Belice, benvenuti alla gara tra Margheritese e Gemini. Calcio di punizione che arriva in area con lo stacco tentato da Messina, vede che si è proposto Muratore, ancora lui, Muratore per Collei che mette al centro Mondino. Graci, cross al centro, Zinna prova a prendersi lo spazio giusto. Ancora Margheritese, altro traversone, De Miere miracolo ma il pallone è entrato, aveva fatto un miracolo De Miere ma non è bastato, e avanti la Margheritese al 28°, gol di Nicolis con la 18. Occhio però la Margheritese che può ripartire con questo pallone che non passa, ma c'è sempre Zinna che prova il destro che non si abbassa. Punto qui da parte di Licata, pallone buono per Stassi in area, colpisce male Giorgio Stassi e questa è una notizia. Uomini biancorossi in area
Pallone che ritorna nell'area piccola, De Miere non rischia la presa, rimane lì il pallone, c'è un fallo però su Beka, c'è Provusu e col contagocce va dove c'è Licata, lunga la squadra Miceli con questo tiro di Muratore, Pizzolato non trattiene, prova a girarsi, lo fa con calma, forse un po' troppa, adesso mette il pallone al centro, l'incredibile errore ed è arrivato il gol di Mondino che ha toccato sulla linea, incredibile svarione di Pizzolato, sfortunato per il rimbalzo che ha ottenuto il pallone. Tutti indicano Muratore, quindi forse Mondino non ha toccato, il pallone già era dentro. Ancora Licata, va sul sinistro, pallone che è passato, Muratore al limite, allo spazio per andare al tiro, prova a girarsi nuovamente, viene bloccato e poi crea un'invenzione per Miceli che è solo, temporeggia Miceli, pallone che arriva al centro e c'è fallo di Stassi. Battere quindi Adamo, pallone sul secondo palo, arriva lo stacco De Miere. Miccolis, pallone ottimo per Graci, era uno schema e per poco non trova un incredibile gol qui Graci, ma era fuori gioco, che però è decentrato. Zinna si accentra, prova il sinistro, Sahin Beni a dire no, la prima vera volta in cui è stato impegnato. Potrebbe andare quindi la Margheritese con un'ultima grande occasione, Maniscalco prova il destro, la prende Sahin Beni in due tempi che poi subisce un colpo. Più tempo, finisce 1-1, ultimo brivido per il Gemini che conquista un punto nella trasferta 2.0 di Santa Margherita di Belice. Subito giù, Niccoli prende il pallone, scarica sul compagno Melle sul secondo palo, anzi a rimorchio, Niccoli la sblocca subito dopo veramente forse 20 secondi, ma la palla poi mette subito dentro con Megna che ha chiuso il primo palo. È stato un cambio portieri, bella giocata ancora una volta per calciare, tutto facilissimo per Martorana sul secondo palo ancora e arriva puntualissimo da quella parte Niccoli, 3-0. Apertura da quella parte per Butera, deviazione, poi quasi che tocca la traversa questo Toscano, forse col braccio Meli, si continua, Meli e poi la parata di volo, Meli ancora, il taglio di Alessi, viene servito in questo momento Alessi, calcio! E dove l'ha messa capitano? Questo è un gol bellissimo, Butera si tocca il viso, si continua, Niccoli! E fa 5-0 e che protesta perché Butera è rimasto giù. Chinnici salta il primo, non il secondo, poi Megna, palla in verticale, un po' spinto, palla che rimane lì ed è 6-0, alla centrale per Meli, addosso ad Alessi, molto bravo ad uscire col petto, senza paura, la Fiura cerca la conclusione e fa un gol straordinario, Capitan Vito la Fiura, del gioco. Scalzo alla Toscano, questa volta funziona perfettamente e il gol 7-1. Meli alza la palla, bella idea per Di Chiara che per poco non trova il suo primo gol in Cirona. Niccoli a battere, c'è il taglio ottimo, non se lo segue Di Chiara, poi tocco morbidissimo da parte di Scalzo, gol meraviglioso, ma che palla di Niccoli. Poi entra dentro Di Chiara per Meli ed è il secondo gol in C1 per questo ragazzo ed è assist invece per Di Chiara. Di Chiara la tocca, ma sportellata con Agnello, la tiene in campo in mezzo a uno, in mezzo a due, Di Chiara deve attaccare la porta, Di Chiara cerca la porta, Alessi, taglio di Niccoli, prende controtempo Meli, rientra Niccoli, che gol ha fatto, 9-2, Niccoli, anticipo di Meli, riesce a passare Di Chiara ancora, Meli, salta l'uomo, Meli, e doppietta per Ruggero Meli, prima palla ancora di Chiara, un po' tre oggi gli osservati speciali, appunto Migna, Meli e Di Chiara, intanto va bene così, finisce la partita, vince la Vigo San Cataldo con il titolo di 9-3.
Qui con mister Ancona dopo il pareggio del suo Gemini sul campo della Margheritese. Mister, una gara che è terminata 1-1 ma poteva terminare probabilmente in qualsiasi modo, tante occasioni sprecate nel primo tempo, loro poi hanno fatto gol, forse la rete è arrivata nella maniera più rocambolesca possibile con uno strano rimbalzo del pallone, ma in generale c'era il sentore che si poteva fare di più, pur essendo comunque un buon punto su un campo complicato. Sì, sapevamo che comunque era una partita difficile perché loro avevano ancora lo stimolo del piazzamento playoff, hanno fatto una grande partita, parlo della Margheritese, hanno fatto una grande partita, noi potevamo e dovevamo fare di più, abbiamo avuto tante occasioni, non siamo stati lucidi sotto porta e come detto il gol è arrivato poi magari nel modo più rocambolesco, tra l'altro è arrivato nel momento ideale proprio subito dopo l'inizio del secondo tempo, c'era tutto il tempo possibile per poterla segnare, però ovviamente di fronte avevamo anche un avversario che ha fatto una grande partita, ha lottato su ogni pallone, quindi prendiamo atto di questo pareggio che smuove la classifica e guardiamo comunque ancora avanti perché dobbiamo ancora portare a termine quest'ultima fase di stagione nel miglior modo possibile, così da poterci piazzare nella migliore posizione possibile e poi ce la giocheremo ai playoff. Ha detto proprio di guardare avanti, domenica prossima c'è una grande sfida contro l'Alcamo, diciamo che ovviamente c'è anche un po' di apprensione per le condizioni di Mirko De Miere che è uscito per un infortunio nel corso del secondo tempo, si è fatto però ben vedere il secondo portiere Saglimbeni. In generale comunque la squadra arriva dopo una prova difficile contro un'altra formazione di quelle che sicuramente a questo punto, guardando anche la classifica, sarà tra quelle che si potrebbero incontrare ai playoff. Ma il girone di ritorno comunque ha riservato per il nostro girone un innalzamento qualitativo medio di tutte le squadre davvero inaspettato e importante. Questo ha reso ogni partita non scontata, aperta a qualunque risultato. Domenica prossima allo stesso modo sarà una partita che, nonostante comunque andiamo in casa dell'Alcamo, sappiamo che possiamo dire la nostra, andremo lì per ottenere il bottino pieno, poi ovviamente sarà sempre il campo ad emettere verdetti. Per quanto riguarda Mirko, ha avuto un leggero risentimento muscolare, ma penso nulla di particolare, a prescindere il nostro reparto portieri è abbastanza completo e affidabile, quindi non rappresenterebbe un problema, però a questo pensiamo dopo. Al momento ci godiamo 2 o 3 giorni di riposo, da martedì riprendiamo, ci prepareremo al meglio per Alcamo. Qui con Luca Antona, centrale del Gemini, dopo il pareggio per 1-1 contro la Margheritese. Luca, una partita difficile, si sapeva, complicata, leggere i rimbalzi su questo campo è davvero un'impresa ardua anche per i più esperti. Voi come reparto difensivo vi siete comportati molto bene, forse un pochettino più imprecisi lì davanti. Cosa è mancato secondo te oggi per arrivare al bottino pieno? Ma intanto, anche se il campo era in terra come il nostro, era completamente diverso, perché da noi c'è molta più sabbia e il rimbalzo, come hai detto tu poc'anzi, è veramente quasi illeggibile. Purtroppo ci siamo mangiati 2 o 3 gol a tu per tu col portiere, ma fa parte del gioco. Noi mancano le ultime 3 battaglie, cerchiamo di fare più punti possibili in modo tale da poter avere un piazzamento playoff più favorevole possibile. Parlando proprio della difesa, oggi, come già è capitato anche altre volte, eravate 3 ragazzi molto giovani ma già abbastanza esperti, state rodando ovviamente i meccanismi corretti, soprattutto per quella che sembra essere la post-season, quando la palla inizierà a scottare. Ma onestamente mi trovo bene con tutti lì dietro, anche quando gioca Messineo in Giappone. Diciamo che siamo un reparto abbastanza rodato già dal 18 agosto che lavoriamo tanto col mister. Dispiace perché è da tante partite che subiamo gol, però il calcio è anche questo, oggi si poteva vincere, ma purtroppo è andata così.
Rientriamo live per il secondo tempo di Athletic Club Palermo Ciaculli, gara valida per la 18ª giornata del girone B del campionato giovanissimi regionali under 14. Doppio cambio alle viste per l'Athletic Club Palermo, che ha già sostituito il numero 3 Falsetti con il numero 13 Ulizzi. Sta per entrare anche il numero 16 Livigni. E se ho visto bene prenderà il posto di De Simone con la maglia numero 8, perché non lo vedo in campo il numero 8, quindi doppio cambio per l'Athletic, che adesso dunque si sistema con Consolo in porta, in difesa a destra a sinistra Mercadante, Miliccia, Bertucci e il subentrato Ulizzi. In mezzo al campo non c'è più De Simone, c'è Livigni con Mereu, sulla tre quarti Parlavecchio, a destra Somauro, che è l'autore del gol che fin qui sta decidendo la partita, a sinistra Caminita, punta centrale. Bellavia ha già effettuato un cambio nel corso del primo tempo, il Ciaculli, che a breve darà il calcio di ripresa della partita, che arriva adesso. In porta c'è Calvario, in difesa a sinistra sta agendo il capitano Ingrassia, i centrali sono Schiavo e Gianbruno, a destra gioca Francavilla, in questo caso non riesce a controllare il pallone. In mezzo al campo col numero 8 Licandri, col numero 8 Dalia, sulla tre quarti Cemmeli col numero 11, a destra Chiazzese, che nel corso del primo tempo ha preso il posto di Marchese, a sinistra gioca Di Caccamo, il riferimento centrale in attacco è Mondello. Andiamo a vedere allora le panchine, o comunque quel che resta delle due panchine. A disposizione di San Filippo, il tecnico dell'Athletic, c'è il secondo portiere Tersigni, poi Ferraro, Comella, Giulio Parlavecchio, Liga, Iraci e Junco. Dall'altra parte, a disposizione di mister Inzerillo, sono ancora rimasti in panchina Porretto, Gabriele Schiavo e Zanca. Attacca Mercadante, palla lunga, troppo lunga però per Somauro che insieme a Ingrassia sono loro i due giocatori ammoniti in un primo tempo comunque abbastanza corretto, che ha vissuto un piccolo momento di timore per le condizioni di Gianbruno, proprio dopo un contrasto con lo stesso Somauro, dopo il quale è arrivata l'ammonizione per l'autore di quello che fin qui è il gol partita. Tanto proprio Somauro prova a conquistare il pallone al duello con Ingrassia. Somauro si defila, va a calciare e indirizza verso la porta, ma ne è venuto fuori un tiro sporco ben controllato da Calvario, che prima del gol realizzato da Somauro si era reso protagonista di almeno 3 interventi importanti per evitare il vantaggio che poi alla fine è arrivato. Eccolo Somauro ancora contro Ingrassia, l'1 contro 1. Somauro per il tocco indietro per Mereu, scucchiaia ancora per Somauro in area, destro! Palla fuori, non è riuscito a trovare la porta Somauro. Chiaramente poggia su di lui la fase offensiva dell'Athletic. E qui intanto fallo commesso da Ulizzi. Athletic che in questo momento avrebbe gli stessi punti, ovvero 32 del Ciaculli, e aggancerebbe proprio la squadra rossonera al quinto posto della classifica del girone B del campionato destinato ai giovanissimi regionali under 14, il tutto a 4 giornate dalla fine, quindi ancora apertissima la lotta per un posto ai playoff. Qui intanto attenzione alla fuga da parte di Parlavecchio, che si allunga troppo il pallone, in qualche modo si salva il Ciaculli, poi la palla persa, l'arbitro fischia, fallo secondo il direttore di gara commesso da Giorgio Parlavecchio ai danni di Caccamo. Ricordo che nonostante siamo ancora nel cuore della settimana, siamo ancora a martedì, ma anche nel midweek in un certo senso il programma vedrà ancora calcio qui su Sportisili TV, perché trasmetteremo venerdì pomeriggio a partire dalle 16:30 la gara di spareggio del campionato Under 17 Elite tra l'Athletic Club Palermo di mister Vitale e il Calcio Sicilia. Qui intanto era andato a vuoto per un attimo Consolo, poi è stato bravo a ritrovare il pallone.
Dicevo, partita tra Athletic Club Palermo e Calcio Sicilia per stabilire chi ha portato a casa il primo posto nel girone A del campionato appunto allievi Elite Under 17. Le due squadre hanno concluso a pari punti. Chi porterà a casa la gara, che ricordiamo si giocherà allo stadio Favazza di Terrasini, mentre in fuorigioco Mondello. Sembrava chiaro il fuorigioco, dicevo, chi vincerà questa sfida che andrà in scena allo stadio Salvatore Favazza di Terrasini si qualificherà direttamente per le Final Four, mentre la perdente dovrà passare dai playoff di girone che coinvolgono le squadre che vanno dalla seconda alla quinta. Athletic che nell'ultima partita della regular season che abbiamo trasmesso sabato pomeriggio sempre qui dal velodromo Paolo Borsellino ha avuto la meglio sul Castelvetrano Selinunte col risultato di 3-1, mentre a quinta attenzione alla palla persa da Bertucci, allora Di Caccamo prova a correre ma Miliccia lo ferma. Meli, Chiazzese, Bertucci riesce a controllare e a calciare lontano, poi ancora Ciaculli che cerca di attaccare, c'è la buona chiusura da parte di Mereu, Somauro, ancora Mereu che cerca di mettere ordine ma alla fine la perde, e Dalia cerca Chiazzese, chiusura di Ulizzi, prova ad andare Caminita, subisce il fallo da parte di Francavilla, calcio di punizione. Sono trascorsi i primi 5 minuti e mezzo del secondo tempo. Si muove praticamente in blocco la panchina dell'Athletic, non si muove nulla in realtà invece in casa Ciaculli. Allora c'è il calcio di punizione per Bertucci che vede tanto spazio del mercatante, cerca di servirlo, arriva anche Somauro, chiude tutto Ingrassia, fallo laterale Athletic dall'altra parte. Bella via, prova a lottare, poi c'è il colpo di testa di Di Caccamo, Miliccia in avanti, colpo di testa, poi Meli col tacco, Di Caccamo di testa, prova ad arrivare Mondello, Bertucci va spalla a spalla con lui, alla fine mette il corpo davanti, tocca per ultimo rimessa Ciaculli, rimessa per Ingrassia, controllo non perfetto di Caccamo che però lotta, Dalia, dall'altra parte c'è il controllo in posizione regolare di Licandri, Dalia, ancora in avanti per Licandri, la palla arriva in qualche modo, c'è Miliccia che chiude la diagonale, mette in fallo laterale, si fa vedere in zona d'attacco la squadra di mister Inzerillo. La rimessa a cercare Licandri, scorta bene l'uscita del pallone Ulizzi. Allora sarà rinviato al fondo per l'Athletic e per Consolo. Bertucci, uscita coraggiosa ma comunque efficace. Caminita, rischia qualcosa infatti la perde. Mondello va a fronteggiare Parlavecchio, passa per vie centrali, intervento di Mercatante in due tempi dopo il tentativo di Meli. Ancora Mercatante, tocco largo, Mereu, d'esterno cerca Somauro, non lo trova. Rimessa Ciaculli, Di Caccamo in qualche modo arriva ma c'è bella via. Mereu col break centrale, ancora Mereu ha cercato di far viaggiare Caminita, non c'è riuscito. Licandri, Dalia, fermato da Somauro che prova a riconquistare, viene fermato da Ingrassia. Allora attenzione alla corsa di Di Caccamo, posizione regolare, Di Caccamo costretto a frenare, sterzata Dalia, giocata che non riesce, Mercatante interviene, poi sbaglia.
Subentra nell'azione però Milic che recupera il pallone, verticale per Somauro che può correre, vediamo se tiene la palla in campo, non ce la fa. Dalia prova a passare, lo ferma Mercadante, poi Somauro fermato da Ingrassia, rimessa Ciaculli. La palla già messa in gioco, colpo di testa da parte di Livigni, poi Mereu con un braccio. Mondello, ma da una posizione non precisa. Non sembra soddisfatto mister Sanfilippo, cerca di dare sempre indicazioni a ridosso dell'area tecnica dall'altra parte mister Inzerillo, intanto i suoi vanno a battere un calcio di punizione allo scadere del 10° minuto con la battuta in avanti non precisa da parte di Gianbruno, prova a farlo uscire e ci riesce Mereu, mentre inizia a muoversi qualcosa anche sulla panchina del Ciaculli. Invece dall'altra parte già pronto un cambio per l'Athletic, con l'ingresso di Junco al posto di Bellavia. Termina dunque la gara del numero 9, inizia quella di Junco con Somauro che si porta sull'out di destra. Scusate, Junco si porta sull'out di destra, Somauro si porta in posizione centrale, cerca di sfruttare naturalmente la facilità di corsa del suo numero 7 Sanfilippo. Qui intanto palla lunga, prova a inserirsi proprio Junco, c'è l'uscita comoda da parte di Calvario che rimette subito in gioco. Dalia, controllo e girata subito di Caccamo, a sua volta la gira in avanti, Sanfilippo con la sponda, prova a correre Mondello che è più veloce di Bertucci, Mondello ingressa in area, Bertucci lo ferma in maniera regolare, poi Ulizzi in qualche modo la allontana, Parlavecchio fermato da Licandri, fallo laterale. Più energico ma regolare l'intervento di Bertucci sul suo diretto avversario, su Mondello. Somauro col controllo, qui il tocco che non riesce, poi prova a palleggiare il Ciaculli col servizio in verticale da parte di Schiavo, palla che arriva a Mondello che sterza, Meli, poi Dalia, se la allunga troppo, poi pallone che rimbalza ancora pericolosamente, Miliccia interviene, altro colpo di testa in avanti, uscita di Consolo. È cresciuto in maniera anche abbastanza importante il Ciaculli in questo avvio di secondo tempo, non sta riuscendo a costruire l'Athletic, fatta eccezione per quella palla gol per Somauro, la palla ce l'hanno avuta quasi sempre i giocatori in maglia rossa, qui Chiazzese, era tutto regolare, la palla esce, non arriva l'impatto sul pallone del numero 3, ben servito da Di Caccamo. E qui ha avuto l'occasione Chiazzese, che ricordo è entrato nel corso del primo tempo al posto di Marchese. Miliccia col lancio, Junco al duello con Ingrassia, la meglio il 20, Junco prova a far partire Somauro che allunga la falcata, c'è però l'uscita da parte di Calvario. Ingrassia, ancora Junco su di lui a portargli via la palla, poi il velo di Meli, Bertucci in anticipo, ancora Meli che si scontra con un compagno, quasi la perde, attacca con Licandri il Ciaculli, cambio gioco dalle parti di Dalia, Dalia all'1 contro 1 con Mercadante, pallone messo in aria, Bertucci, controllo e lancio, poi Junco al contrasto con Gianbruno, gli porta via la palla, corre Somauro, palla al piede, se la allunga ancora, sempre Somauro fermato
dall'intervento di Francavilla, poi spazza via Gianbruno, colpo di testa di Ulizzi, Meli in avanti per Mondello, posizione di fuorigioco nel numero 10. Qui ho qualche dubbio rispetto a prima. Qui qualche dubbio c'è, perché non sono sicuro che Mondello fosse partito oltre la linea difensiva dell'Atletic. In ogni caso Somauro non riesce a controllare, ma involontariamente innesca Caminita. Sterzata, Caminita, palla dall'altra parte per Junco che deve correre per provare a tenerla in campo, non ce la fa. E la rimessa per Ingrassia, pallone allontanato ancora Ingrassia, poi lancio con Dalia che non può fare altro che metterla in fallo laterale. E Mercadante con la battuta con le mani, colpo di testa di Dalia, poi Meli non riesce a gestirla, Mercadante non si accontenta del fallo laterale e forse fa male perché gioca male qui con i piedi. Favorisce l'intervento di Calvario. Il rilancio del portiere dei Ciaculli verso Francavilla, scade la prima ora di gioco, scadono i primi 50, non la prima ora, scadono i primi 50, ancora 20 minuti, mentre riprende a piovere, seppur in maniera per il momento contenuta, sul velodromo. Lancio Bertucci in qualche modo contro Mondello, poi Miliccia allontana in maniera non definitiva Di Caccamo. Di Caccamo va a puntare, poi tocco per Dalia, spalla alla porta, fermato dall'intervento di Rivigna, ancora Dalia che trattiene secondo l'arbitro, punizione Athletic. La battuta lunga da parte di Miliccia, Somauro prova a controllare e ci riesce, poi se la allunga contro Ingrassia, ancora Somauro prova ad andare per vie centrali, si propone Junco, la palla è per lui, triangolo che non si chiude, allora cerca di inserirsi Caminita che si va a prendere la palla, cerca ancora Somauro per vie centrali, bella palla questa per Parlavecchio che sterza, Parlavecchio, il salvataggio sulla linea, provvidenziale da parte, se ho visto bene, di Gianbruno, e dunque ad un passo dal raddoppio all'improvviso l'Athletic. Al minuto 52 c'è da battere il fallo laterale adesso per il Ciaculli. Pallone che gravita dalle parti di Mondello, il quale va a contrasto con Livigni. L'arbitro vede un gioco pericoloso del numero 16 di casa. E allora punizione in favore del Ciaculli, che, dicevo prima, ha giocato bene nel primo quarto d'ora, ma ancora una volta le occasioni migliori le ha avute l'Athletic, questa volta per raddoppiare. Come dicevo, l'opportunità per Somauro in avvio di ripresa con il destro incrociato che è terminato fuori, poi la chance che abbiamo appena visto per Parlavecchio, sul quale c'è stato il salvataggio provvidenziale da parte di Schiavo. Allora occhio però alla punizione per il Ciaculli in area, colpo di testa, poi Meli che era per in fuorigioco, l'arbitro non lo ha fischiato, ma sembrava abbondantemente oltre la linea difensiva, era praticamente da solo all'interno dell'area piccola, il numero 11. Dopo il colpo di testa da parte di Ingrassia, riprende il gioco, 18 minuti giocati nella ripresa, siamo dunque oltre la metà della frazione. Somauro, contrasto con Schiavo, poi Junco che sta provando a dare anche un po' di vitalità alla fase offensiva dell'Athletic. Miliccia con l'intervento non risolutivo perché sulla palla adesso c'è Dalia, scucchiaiata a cercare Di Caccamo, arriva Bertucci per primo che spazza via, poi non benissimo Schiavo,
parla Vecchio, protegge contro 2 contro 3, alla fine l'arbitro fischia. Non fischia sicuramente l'ultimo intervento, quello di Dalia, fischia sicuramente un contatto precedente e non nego che di interventi fallosi ce ne siano stati prima. Sul numero 10 Somauro prova a calciare, c'è la deviazione, Calvario evita. Allora prova ad avanzare, Schiavo per il Ciaculli, Di Caccamo prolunga, colpo di testa però di Mercadante, si accontenta del fallo laterale in Grassia. Di Caccamo, controllo non perfetto, è rimessa Athletic. Tanto prepara altre mosse mister Sanfilippo per l'Athletic. Somauro prova a correre, inseguito da Schiavo. Somauro per un attimo pensa anche alla conclusione, poi ci ripensa. Junco col cross deviato, Calvario in qualche modo poi allontana Schiavo. Livigni, scusate. Livigni prova ad andare sulla sinistra, la palla rimane in campo, alla fine interviene Francavilla, pallone allontanato, ma era uscito questa volta. E allora 20 minuti, adesso sì, giocati nel secondo tempo, manca un quarto d'ora, ed è pronto Comella per l'Athletic con mister Sanfilippo che vuole parlarci ancora su col numero 15. Prima di giungere al cambio, esce Parlavecchio. Dall'altra parte è pronto per l'ingresso in campo Zanca con la maglia numero 41. Vedremo se verrà effettuato adesso il cambio. Si gioca. La palla messa in mezzo da Ulizzi, l'intervento difensivo da parte di Schiavo per la buona giocata di Ricandri che poi va a lanciare per la corsa di Mondello che prova a prendere ancora il tempo a Bertucci. Bravo Bertucci qui ad allungare il piede all'ultimo istante e a mettere la palla lontano, ma ancora Mondello sulla sfera, sempre contro Bertucci. Duello che si ripropone, questa volta Mondello sgambettato e giallo per Bertucci, terzo ammonito del match. Dopo Somauro e dopo Ingrassia tocca al numero 6 dell'Athletic, che dunque concede questa opportunità. Probabilmente mister Inzerillo a questo punto attende la battuta della punizione prima di effettuare il cambio. Sulla palla c'è Mondello, 2 in barriera per Consolo, l'arbitro attende prima di fischiare, adesso arriva il fischio. Mondello con lo schema per Dalia, la palla al limite, Dalia costretto a velocizzare la giocata anche a discapito della qualità, poi comunque buona la giocata di Ingrassia che guadagna calcio d'angolo nel duello con Ulizzi. E allora giro in bandierina per il Ciaculli con 7 uomini della squadra rossonera in area. Pallone che spiove nel cuore dei 16 metri dell'Athletic, allontanato in qualche modo. Poi Junco la gioca in avanti e può innescare Comella. Anzi, si tratta di Caminita. Corre Caminita. Arriva il solito Somauro in area. Caminita fermato da Schiavo. E qui ripiega bene in fase difensiva, nega la giocata al suo avversario, direttore di gara che concede il cambio al Ciaculli. Esce Di Caccamo, entra Zanca, maglia numero 41 per lui. A 11,5 più recupero dalla fine, quindi ancora circa
circa un quarto d'ora, considerando che di interruzioni ce ne sono state poche. Ha effettuato un cambio l'Athletic con Comella, ha effettuato adesso un cambio il Ciaculli. In mezzo gioco abbastanza scorrevole, abbastanza fluido. Somauro con la sponda aerea, Calvario la fa sua e rilancia. Chiazzese di testa, cerca Meli, trova Livigni che la gioca in avanti, la palla però viene intercettata ancora da Chiazzese che corre, cerca un compagno praticamente a memoria, dall'altra parte non lo può trovare perché non c'è nessuno. E allora Mercadante per Mereu, la giocata di Mereu, addirittura tunnel ai danni di Francavilla, poi la palla scodellata verso l'aria, allontana Schiavo, Livigni sulla seconda palla è più veloce, ma ancora più veloce di lui Meli che lo ferma, colpo di testa poi in avanti, ancora Schiavo, poi alla fine risolve Zanca. Chiazzese cerca la sponda, Mondello con la spinta su Bertucci, allora calcio di punizione ancora per l'Athletic Club Palermo a 10 più recupero dalla fine. Proprio Bertucci alla battuta verso l'area avversaria, alla sponda di Comella, ancora Somauro, poi Mereu la fa scendere, conclusione che termina a un paio di metri dalla porta di Calvario. Da ripetere il rinvio abbastanza fiscale su queste cose il direttore di gara, che più di una volta ha fatto ribattere punizioni, questa volta il rinvio per via della palla in movimento, scusate, non ferma. Intanto c'è un calcio di punizione per l'Athletic, ripeto, molto fiscale il direttore di gara. Allora vediamolo questo piazzato per la squadra di mister Sanfilippo con Ulizzi sul punto di battuta. Tutto pronto. Palla che spiove verso l'area, non la raccoglie nessuno, prova a tenerla senza successo. Andrà dal fondo Calvario. Schiavo, pressato da Junco che gli porta via la palla. Junco all'1 contro 1, poi converge ancora il numero 20. Palla in mezzo, diventa un tiro, la blocca Calvario. Rilancio dalle parti di Chiazzese. Colpo di testa del numero 3, poi in qualche modo Ulizzi che cerca poi di tornare sulla sfera, ci riesce in qualche modo, prova a passare in mezzo a due, si gioca ancora, poi l'arbitro fischia. Punizione Athletic. Tanto mister Inzerillo richiamato al direttore di gara. Pallone messo in mezzo a cercare Somauro, l'uscita di Calvario, che è bravo a coprire il pallone sull'uscita proprio per non farselo scappare. Su questo terreno reso viscido dalla pioggia, pallone a sua volta bagnato. Non è facile per i portieri. Gianbruno. Licandri non preciso per Zanca e allora fallo laterale per l'Athletic. Tra 7 minuti, anzi qualcosina in meno a dire la verità, scadrà il 70°. Tanto a breve spazio per Gabriele Schiavo, maglia numero 18
Vediamo quale sarà la sua destinazione in campo, chi gli lascerà il posto in questo finale, col Ciaculli che cercherà di evitare la sconfitta per evitare anche l'aggancio in classifica dell'Athletic. A sua volta l'Athletic naturalmente gioca per i 3 punti, gioca per mantenere vive le speranze playoff. Tanto cambio tra i due Schiavo, esce Costantino Schiavo, entra Gabriele Schiavo. C'è la rimessa, Chiazzese anticipato da Bertucci, sul quale ben poco si può dire per quanto riguarda l'inclinazione alla lotta. Tanto recupera palla l'Athletic, Somauro fermato subito da Ingrassia che poi la lancia in avanti, palla imprecisa, la fa sua Consolo che attende l'arrivo dell'avversario per abbrancare la palla con le mani. Lancio di Miriccia, colpo di testa di Dalia, poi quello di Mereu, Somauro fermato, ancora Ingrassia, riesce a giocarla per i compagni. Francavilla che ha cambiato fascia, tocco per Meli, Meli evita la scivolata di Junco, sempre Meli propone, c'è la deviazione sul suo cross, per palla ancora buona per il Ciaculli ma interviene la difesa dell'Athletic e allora Somauro prova ad andare alla sua velocità con Ingrassia che lo insegue, tocco largo per la corsa di Caminita a sinistra, Caminita contro Zanca, prova ad affondare Caminita, uno sguardo in mezzo, Somauro non riesce ad indirizzarlo, quello che poteva essere il colpo del KO per l'Athletic. Dunque a poco più di 4 minuti dalla fine, più ovviamente recupero, l'Athletic torna a sfiorare il gol del raddoppio, intanto riconquista palla con Mereu, Somauro, controllo col petto, viene fermato, può avanzare Licandri che però perde il controllo del pallone, anzi si trattava di Gianbruno, Somauro fronte alla porta, il dribbling, viene però fermato, che ancora in qualche modo allontana la difesa del Ciaculli. Qui a vuoto Miliccia, gli dà una mano Mercadante che sbaglia a sua volta, poi è fortunato perché Meli non riesce a intercettare. Junco, pallone intercettato, rimessa Ciaculli secondo il direttore di gara. Chiazzese, la girata dove però c'è Ulizzi, Gianbruno, Mondello prova a disorientare Ulizzi che però è bravo 2 volte, sempre di testa, a mettere questa volta la palla in fallo laterale. Intanto dovrebbe toccare a Porretto che è l'unico giocatore rimasto a disposizione, distinta il numero 9 ma numero di maglia non ne ha, evidentemente qualcosa è andato storto nella stampa della maglia, a meno che non fosse in realtà un errore di stampa nella distinta. Tanto punizione, ma prima dovrebbe arrivare il cambio, vediamo se il direttore di gara lo recepisce. La battuta della punizione, ma ancora una volta il direttore di gara vuole emettere lui il fischio. E allora cambio. Con l'uscita, se ho visto bene, di Francavilla. E l'ingresso di Porretto che va subito a riempire l'area. Meno di 2 minuti, poi sarà recupero. C'è quasi tutto l'Athletic schierato a protezione della sua area di rigore. Soltanto Junco che adesso viene chiamato ad avvicinarsi.
E poi c'è Caminita che va a comporre la mini barriera per questo calcio di punizione in favore dei Ciaculli. L'arbitro fischia, pallone che arriva nel cuore dell'area, a vuoto tutti, poi prova Porretto, prova a girarla, c'è l'uscita, ma l'arbitro ha fischiato fuori gioco, è rimasto a terra Consolo, che è stato bravo e coraggioso ad intervenire. Tra l'altro sarebbe stato tutto inutile perché il direttore di gara aveva ravvisato l'offside. Però da sottolineare il coraggio che ha avuto Consolo nel fare questa uscita avventurosa al limite dell'area di rigore, mentre continua a piovere in maniera consistente sul velodromo. Sbaglia ancora Mercadante, allora sarà rimessa. C'è un cambio per l'Athletic, ingresso di Ferraro. E l'uscita di Caminita. Cinque minuti di recupero. Qui l'intervento a mettere fuori da parte di Livigni. Dalia con le mani a cercare Porretto. Porretto col cross ribattuto. Prova ad arrivare Somauro. La scivolata di Licandri, ma ancora Junco. Può premiare la corsa di Somauro che va. Somauro contro 4 giocatori avversari. Uno di questi è Dalia che lo ferma. Poi ancora Dalia con rinvio. La sponda di Chiazzese, ma c'è l'intervento di Livigni a portare via la palla. Mereu va a calciare col sinistro, blocca, anzi non respinge soltanto Calvario, allora Somauro per chiuderla, Calvario, calcio d'angolo. Che aveva tutta la porta spalancata Somauro, non perfetto Calvario nell'intervento sul tiro di Mereu, molto meglio, decisamente molto meglio. Successivamente sul l'1 contro 1 con Somauro, questa volta vinto da lui. E allora attenzione al calcio d'angolo, pallone scodellato, dovrebbe essere uscito, sì. Non è neanche rientrato in campo. Allora rinvio per Calvario. Dalia. Mondello, passa su Mercadante. Palla per la corsa di Meli, dovrebbe uscire, sì. Rimessa Athletic, se ne sono andati 2 dei 5 minuti di recupero. Con Inzerillo che chiama i suoi a salire, con San Filippo che invita invece i suoi ragazzi ad andare a dare una mano nell'uscita di questa palla. Mercadante. Bertucci in qualche modo libera la zona pericolosa all'Athletic, che però non riesce a tenere il pallone, e allora Ingrassia, dove però c'è Livigni, poi rientra in possesso del pallone Mondello che resiste, ancora Mondello in avanti male. Gianbruno deve ricostruire, palla lunga a vuoto Comella, prova ad arrivare Ulizzi che mette in fallo laterale, e allora stringe i denti l'Athletic per cercare di difendere questo vantaggio. È rimessa per i Ciaculli. 3 minuti e 15 secondi già trascorsi, ne mancano 1,45. Qui il recupero palla ancora con Junco. Fermato da Zanca, guadagna quello che voleva, guadagna il fallo laterale e respira
Con la palla in primo possesso l'Athletic, con Junco che lascia la battuta ad Ulizzi. Ulizzi con le mani. Junco non riesce a tenerla, la spazza Gianbruno più lontano che può. Chiazzese con la sponda, poi lancio lungo verso Porretto che non può arrivare, la palla esce oltre la linea di fondo e la palla ce l'ha ancora l'Athletic. Ultimo minuto. Con Livigni che va a batterla lunga, non vuole palleggiare naturalmente l'Athletic, qui sbaglia Dalia che si dispera. Rimessa a 35 secondi dalla fine per l'Athletic che si avvicina a quella che sarebbe l'operazione aggancio ai danni del Ciaculli. A 4 giornate alla fine, col sogno playoff che diventa concreto, però attenzione a questo attacco, Porretto, attenzione perché improvvisamente è scoperto l'Atletico, grande intervento di Ulizzi a negare un possibile 2 contro 0 al Ciaculli. Mereu deve soltanto gestire in questo finale, palla in avanti per Somauro che è in posizione regolare, Somauro la tiene in campo, vediamo se va alla bandierina, invece cerca la palla in mezzo, allontanata dalla difesa, si continua a giocare, scaduto il recupero, attenzione a questa palla lunga, Consolo la va a prendere, si continua a giocare, siamo 15 secondi oltre i 5 di recupero, rilancia Consolo, Junco, Livigni, Ulizzi la tiene in campo ma soltanto per metterla sotto in fallo laterale, si continua. È rimessa per Zanca. Intervento di Livigni, poi spazza, Miliccia, ma non c'è più tempo. L'Athletic Palermo batte il Ciaculli per 1-0, decide il gol di Somauro, l'esultanza dei ragazzi in tenuta bianca che con questo successo vanno ad agganciare proprio il Ciaculli in zona playoff a 4 giornate dalla fine. Dunque tutto aperto più che mai per una partita, per una stagione che si riapre per la squadra di mister Johnny San Filippo, che adesso sogna di proseguire oltre la regular season, mentre inizia a vedere un po' di spettri invece il Ciaculli. Dunque, ribadendo il punteggio finale, Athletic Club Palermo 1, Ciaculli 0, dal velodromo Polo Borsellino, da Francesco Cammuca, da Sport City TV è tutto.